È una terra aspra la Sardegna, a tratti generosa, ma di un'essenzialità severa, costantemente in bilico tra l'orgoglio dell'apparenza e il bisogno dell'essenza. Persino i suoi alberi, sferzati dai venti, crescono obliqui. Una terra dura, incastonata tra il blu del cielo e quello del mare, che riempie la mente e scolpisce l'immaginazione. Della Sardegna Grazia Deledda per me è espressione e rivelazione. Una rappresenta l'altra in un gioco di equilibri spesso precari, tra profonde contraddizioni personali e culturali. Un innegabile legame, profondo, quello che li unisce, quasi un binomio, guerriere e sopravvissute entrambe. Ho visto l'alba e il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. È così che si è formata la mia arte. Ai tempi di Grazia Deledda scrivere non era un'occupazione, di certo non lo era per una donna. Erano altri compiti. Libertà e potere erano circoscritti all'interno di confini precisi, strutturati da millenni, di un sistema granitico che vedeva l'uomo al centro dell'equazione. La donna non era e non è mai stata concepita come un'unità. Da sempre lei è un'estensione di un uomo, di un figlio, di una famiglia. Eppure un giorno, senza alcuna rivoluzione apparente, utilizzando gli strumenti a sua disposizione, in quello stesso sistema arcaico e limitante, Grazia Deledda ha dimostrato come fosse possibile costruire un destino di frasi e parole, rivendicando così il diritto di essere se stessa, di essere libera. Di tutto quel lungo, estenuante, doloroso e fantastico percorso ha reso una fedele testimonianza attraverso la sua scrittura, che è forza, ma è anche destino. Un'amara constatazione, quasi fatalista, che la società ha un modo tutto suo di imporsi e quando si tenta di scardinare meccanismi consolidati, il prezzo da pagare, soprattutto per una donna, è sempre caro. Se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. È sconcertante scoprire quanto le vicissitudini che questa donna, vissuta più di un secolo fa, è bene ricordarlo, ha subito, siano ancora così penosamente attuali. Viviamo in una società che si definisce moderna, eppure le donne ancora oggi sono vittime e spesso vivono in virtù di un compito specifico, quello della maternità. Citare i recenti eventi dell'Afghanistan è doveroso, ma se a quella realtà leghiamo il peso di una profonda arretratezza, è anche vero che il più progredito Occidente continua a decidere a colpi di leggi del corpo delle donne. Né d'altronde ha avuto ragione della barbarie del possesso, che troppo spesso si tramuta in femminicidio. Avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì una casa mia, dove vivo tranquilla col mio compagno di vita, ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Grazia Deledda è una donna che ha vinto, ha cambiato il mondo e lo ha reso suo. Ha scelto, ha agito. Nonostante tutto, questa è l'unica strada per la felicità. A lei che l'ha dimostrato con l'esempio, va tutta la mia gratitudine. Grazie.